L'acqua della zona rossa è la più filtrata d'Italia e la più garantita d'Europa. A dirlo questa mattina in conferenza stampa il direttore dell'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto, Nicola Dell'Acqua, che sarà anche con tutta probabilità il nuovo commissario per l'emergenza PFAS in Veneto. Dell'Acqua, assieme al presidente della provincia, Pastorello, oggi ha incontrato i sindaci delle zone cosiddette rosse, cioè quelle più colpite da inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche. Gli interventi che il nuovo commissario si impegna a portare a termine entro i 2 anni di durata del mandato riguardano il nuovo attingimento di fonti acquedottistiche nell'est veronese, nell'Alto Vicentino e con un collegamento particolare alle acque del Brenta. E l'acqua in questo momento che arriva agli acquedotti della Bassa Veronese è la più filtrata d'Italia sicuramente, ma la più garantita d'Europa. In questo momento le mamme di queste zone sanno benissimo che l'acqua che esce dai loro rubinetti è a FAS a catena lunga e a catena di 6 atomi zero, unica acqua al mondo penso. La situazione sarebbe ormai sotto controllo, quindi, anche in vista dell'installazione della seconda batteria di filtri in continuo alla centrale di Lonigo, ad opera di Acque Veronesi. In questo momento qui l'acqua è super filtrata e si può utilizzare tranquillamente per la cucina, sicuramente. Poi se una persona vuole bere acqua minerale da bottiglia io non la posso vietare, però è assolutamente necessario comprendere che dall'acqua dai rubinetti, sta uscendo acqua assolutamente filtrata.